Partirà domani la somministrazione della quarta dose del vaccino anti-Covid per i soggetti fragili. Intanto, nonostante l'alto numero di contagi, i ricoveri in ospedale restano bassi, il 70% avviene per altre patologie. I ladri la scorsa notte hanno visitato 2 appartamenti in centro a Udine senza svegliare i padroni di casa. Il bottino, diversi gioielli e denaro in contanti, indaga la squadra volante della questura di Udine. Lignano e Grado prese d'assalto per le festività pasquali con i commercianti che hanno fatto affari d'oro. Calma piatta invece nelle città, albergatori con pochi clienti e perfino ristoranti con le serrande abbassate. Al via lavori di preparazione per il dragaggio del canale del porto di Marano Lagunare, un'opera che consentirà di abbassare il fondale di oltre 2 metri rispetto allo stato attuale. Gli ultimi scavi furono eseguiti 7 anni fa. Alla vigilia di Udinese Salernitana, mister Cioffi alle prese con le defezioni di 3 titolatissimi e 2 dubbi di formazione in attacco in 4 per una maglia a fianco di Delofeu. Buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Partirà domani la somministrazione della quarta dose per i soggetti fragili, stiamo parlando del vaccino anti-Covid e nonostante l'alto numero di positività resta bassa la pressione sugli ospedali. Il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi sottolinea come il 70% dei ricoveri ai reparti Covid avvenga ormai per altre patologie. Domani noi apriamo le prenotazioni, poi bisogna vedere che tipo di risposta ci sarà. Quindi le persone che hanno oltre 80 anni oppure oltre 60 ma con delle condizioni di fragilità particolari potranno prenotare la quarta dose. Contiamo potenzialmente circa 120.000 persone che possono essere destinatarie di questa misura, vedremo che tipo di risposta ci sarà. Io mi auguro che sia una risposta ampia, anche se sono preoccupato di questo, perché è evidente che se la scienza ci dice che bisogna avere un'ulteriore protezione, questo ci consente di proteggere in particolare le persone che sono più esposte all'infezione. I dati confermano che il SARS-CoV-2 sta circolando, ma grazie ai vaccini i ricoveri sono decisamente bassi, con addirittura il 70% in reparti Covid per altre patologie. Il 1° maggio, secondo quanto trapela dal Ministero della Salute, si potrebbe arrivare anche ad un ulteriore allentamento delle misure restrittive con lo stop alle mascherine al chiuso nella maggioranza delle situazioni. È evidente che il vaccino ha dato una risposta che è sotto gli occhi di tutti, tranne di qualcuno che continua a insistere che questa è una cosa che non serve. Insomma, tutti noi ci ricordiamo quando l'infezione era più bassa in termini di contagiati e avevamo numeri di terapia intensiva molto diversi, quindi è evidente che il vaccino ha dato una risposta determinante. Allora andiamo a vedere i dati dei contagi, 237 nella nostra regione, 57 sono stati rilevati attraverso 1446 tamponi molecolari, 180 infezioni tramite 1585 test antigenici rapidi, 4 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, una 92enne di Cormons, 3 ottantenni deceduti tra gli ospedali di Udine, Pordenone e Trieste. Scendono a 23.871 le persone in isolamento, calano a 3 inoltre le persone ricoverate in terapia intensiva, 168 i pazienti ospedalizzati negli altri reparti. E l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina ha comunicato che l'associazione laboratori Cobas ha proclamato uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di tutto il territorio nazionale per l'intera giornata di venerdì 22 aprile, compreso il primo turno montante per i turnisti. Asuggi ha annunciato che saranno garantite le urgenze e i servizi minimi essenziali come previsto dalla normativa vigente. Rapporti deteriorati tra il sindaco di Pordenone e il direttore generale dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentali. Serviva un cambio di passo, sottolinea il primo cittadino di Pordenone Ciriani, che non è avvenuto. Adesso intervengono Federica Riccardi. La corda si è spezzata e ora anche il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani prende le distanze dal direttore generale dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale. Un attacco frontale il suo nei confronti di Joseph Polimeni e del suo modo di dirigere l'ASFO. Non passa giorno
senza che un medico, un infermiere, un dirigente o comunque qualche rappresentante del mondo sanitario non si rivolga al sindaco di Pordenone per lamentare qualche difficoltà. Io credo questo, e cioè che una parte dei problemi siano di carattere organizzativo, un'altra parte siano di carattere relazionale. Il dottor Polimeni sarà anche bravissimo, sarà un luminare nella gestione ospedaliera, però è vero che per amministrare la sanità di un territorio occorre anche la sensibilità, la delicatezza e talvolta anche l'umiltà di rapportarsi con i sindaci e con chi opera all'interno delle strutture sanitarie. Questo non sta avvenendo. Da qui la volontà di chiedere urgentemente una presa di posizione netta ai vertici della politica regionale. Non è avvenuto il cambio di passo che ci attendavamo e quindi faremo sentire la nostra voce a Federica, al vicepresidente, per dire che uno può essere anche il migliore dei dirigenti possibili, ma per poterlo essere ha bisogno del riconoscimento degli altri. Uno non può attribuirsi la ragione, deve ricevere dagli altri e conseguentemente questa disintegrazione dei rapporti che esiste tra chi opera all'interno dell'ospedale, i sindaci e il direttore sta diventando francamente insostenibile. Ed ora andiamo a Trieste con una nuova donazione al sistema sanitario regionale. È stata presentata oggi all'ospedale Maggiore. Quasi 2 milioni di euro, una cifra indicativa che non tiene conto di tutte le donazioni che il popolo del Friuli Venezia Giulia ha fatto verso il sistema sanitario regionale. La macchina della solidarietà ha risposto in maniera importante in questi ormai oltre 2 anni di pandemia e oggi all'ospedale Maggiore di Trieste l'associazione Cielo Aperto ha consegnato 25.000 euro per finanziare 2 figure professionali, i data manager, che supporteranno i reparti di ematologia ed oncologia e che supporteranno il personale medico. Nella cifra sono conteggiate anche 2 borse di studio per 2 studenti del Conservatorio Tartini e un aiuto al comune per i giovani con problemi di disagio. I fondi sono stati raccolti in una serata benefica dello scorso dicembre al Teatro Verdi. La SUGI ha voluto ringraziare l'associazione e il vicepresidente Riccardo Riccardi ha fatto una stima del grande cuore dei cittadini che appunto è stata quantificata in circa 2 milioni di euro. La cronaca, la scorsa notte topi d'appartamento hanno visitato 2 abitazioni in via Castellana a Udine, spariti gioielli e contanti. La proprietaria dell'abitazione non ha nemmeno avvertito la loro presenza. Mentre dormiva, la notte scorsa i ladri sono entrati in un appartamento di un condominio in via Castellana a Udine e si sono appropriati di alcuni gioielli, ovvero un bracciale, 2 fedine e un anello, trovati rovistando in 2 cassetti. La vittima, una signora di 77 anni, non si è accorta di nulla, anche perché i malviventi sono penetrati senza lasciare segni di frazione sulla porta blindata d'ingresso. Oltre ai gioielli, i ladri hanno trovato anche una copia delle chiavi dell'appartamento a fianco, lasciate alla vittima dai proprietari, che è stato visitato a sua volta. Qui sono stati rubati alcuni gioielli e 800 euro in contanti. Questa mattina la 77enne si è resa conto di quanto accaduto nottetempo e ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto è subito giunta una pattuglia della squadra volante della questura di Udine. La polizia sta indagando sulla vicenda anche prendendo in visione le telecamere installate nelle vicinanze del condominio. Ha preso fuoco questa mattina a San Giovanni Natisone un capannone di un'azienda nella zona industriale La Brava. Le fiamme hanno raggiunto l'impianto di un reparto verniciature durante le operazioni di pulizia. Il rogo non ha provocato feriti né intossicati e le cause ancora sono in fase di accertamento. Sul posto, i vigili del fuoco di Udine e i carabinieri di Manzano in autoambulanza si sono sprigionate colonne di fumo visibili a lunga distanza anche per la presenza di vernici e solventi infiammabili. Dormiva in piazzale Cella a Udine un pakistano, 26 anni, è stato portato alla Cavarzerani nel giorno di Pasquetta. Gli agenti stavano effettuando un controllo ordinario ieri quando hanno visto il ragazzo disteso e sono avvicinati per accertamenti. Il giovane dovrà osservare un periodo di isolamento prima di essere assegnato alla struttura che accoglie i profughi, sempre all'interno della Cavarzerani. E rimaniamo a Udine, dove 2 cartelli con frasi di pessimo gusto sono stati recentemente affissi sulla vetrina di un locale in allestimento presente in via Valvason, nel cuore del centro di Udine. Si tratta della vetrina d'ingresso di un fast food che a breve aprirà i battenti di fronte al ristorante Vitello d'Oro tra la torre di Santa Maria e piazza San Giacomo. Nel primo manifesto appare la macabra scritta Fly with the Best, sorretta da un cartonato che ritrae Kobe Bryant, il celebre cestista statunitense morto schiantandosi con il suo elicottero.
Nel secondo manifesto invece appare un volantino che ritrae una provocante commessa, la figura femminile è sovrastata dalla scritta sessista, ve la diamo gratis per una settimana, poco più sotto la precisione, ovvero la pizza gourmet. Diversi i passanti che hanno notato e stigmatizzato l'audace promozione di lancio messa in atto e sui social non sono mancate le lamentele. Sopralluogo oggi dei rappresentanti di Forza Italia in una struttura della Caritas per fare il punto sull'accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dal paese invaso dalla Russia. Un sopralluogo per capire come vengono gestite le risorse per l'accoglienza dei profughi ucraini, in prevalenza donne e bambini. Gli esponenti di Forza Italia con il senatore Franco Dalmassi, i deputati Roberto Novelli e Sandra Savino, coordinatrice regionale degli Azzurri, hanno visitato uno dei centri di accoglienza di Trieste. Da più parti sono state lamentati dei ritardi nella corrisponsione, di questi aiuti, ma ripeto, il decreto è stato approvato è stato emanato questo decreto a fine marzo, i primi 10 milioni di euro sono stanziati, adesso ne sono 350, almeno 350 che sono contenuti nel decreto che legge, quindi che dovrà essere speso attraverso gli indirizzi dati dalla Protezione Civile. È stata anche risolta la criticità legata ai minori non accompagnati. Si sta trovando anche localmente delle soluzioni assolutamente opportune, quindi la collaborazione con la magistratura e quindi con il Tribunale dei minori, con la Procura del Tribunale dei minori e di conseguenza il sistema che consente di nominare dei tutori temporanei anche al familiare che pur non essendo tutore ufficiale, in questo caso la questione è stata risolta, viene risolta in modo mi pare abbastanza logico. Grandissima affluenza in questi 3 giorni legati alle festività pasquali. Lignano Sabbiadoro si sono rivisti gli stranieri che hanno affollato anche i negozi delle vie del centro e i commercianti la definiscono una Pasqua da record. Un essaggio d'estate nel weekend di Pasqua a Lignano Sabbiadoro con una grandissima affluenza, non solo ospiti di prossimità ma anche austriaci e tedeschi che hanno deciso di trascorrere 3 giorni nella località balneare. Meglio del 2019, una Pasqua che è iniziata proprio con un boom molto positiva sia per la ristorazione che per la ricettività, gli alberghi quasi tutti pieni, ma anche finalmente per il commercio. Austriaci, tedeschi ma anche gli italiani sono arrivati soprattutto ieri a riempire i negozi, a fare parecchi acquisti. Io la registro un po' come una Pasqua da record. Quindi Pasqua da record anche a livello commerciale, ma sono più gli italiani o gli stranieri a comprare? Gli stranieri sono storicamente i nostri clienti numeri 1. Però quest'anno devo dire che anche gli italiani li abbiamo visti e c'è voglia di ripresa, nonostante la situazione generale non sia ancora delle migliori, perché dalla pandemia alla guerra la situazione è veramente triste. E visto questa anticipazione direi che il 25 potremo fare di nuovo il boom. E poi il 1° maggio sì, la stagione è avviata e direi che siamo con gli auspici migliori per un 2022 alla grande. A soffrirne invece le città nel giorno di Pasqua, in particolare a Udine non sono stati offerti eventi particolari e tanti ristoranti hanno preferito rimanere chiusi. Albergatori udinesi soddisfatti ma non troppo. Nelle strutture ricettive in questo periodo i turisti sono tornati numerosi, ma non come si aspettavano, soprattutto per il giorno di Pasqua. Chi è stato prettamente un turista si aspettava magari una città più vivace. Ovviamente Udine non è una città turistica come le altre grandi città e quindi c'è sicuramente da poter lavorare per il futuro proprio se questi trend sono confermati. È un peccato per esempio che la mostra in Casa Cavazzini purtroppo non fosse stata allungata, perché sarebbe stata davvero una bella occasione, perché come abbiamo visto in altre località anche a Udine sarebbe stata sicuramente molto apprezzata. La ristorazione è stata parzialmente chiusa, in alcuni casi ovviamente le scelte sono state fatte dai singoli e quindi c'è stata un po' più di difficoltà magari a trovare quella tipicità che uno si aspettava. È stato quanto più di così, insomma è già tanto più di quello che avevamo negli ultimi 2 anni, quindi non ci si assolutamente
non ci si lamenta e si cerca di lavorare per fornire più servizi e quindi mantenere questa attenzione, questo interesse per la destinazione Friuli, ma in particolare ovviamente noi lavoriamo per la nostra città. Palmanova, capitale della Pasquetta, ieri i bastioni della città stellata hanno registrato oltre 10.000 presenze. L'iniziativa, rilanciata dopo 2 anni di stop attraverso attività, laboratori, visite guidate, iniziative per famiglie e bambini, ha registrato un successo positivo. 400 le uova di cioccolato distribuite gratuitamente ai più piccoli. Le gallerie del Rivellino al Bastione hanno registrato 1.000 ingressi, quasi 400 persone hanno partecipato alle 12 visite guidate previste. Il nuovo labirinto di bambù allestito sul Bastione Grimani ha registrato 1.000 ingressi, 220 gli aquiloni realizzati dai bambini e centinaia i gruppi sparpagliati fra la prima cerchia muraria e la terza. Una giornata all'insegna dell'aria aperta, picnic e del divertimento che certificano una grande vocazione attrattiva che svolge il Parco Storico dei Bastioni, che lo ricordiamo è patrimonio mondiale UNESCO dal luglio 2017. E ora andiamo a Tarvisio, è l'ora di fare un bilancio al termine della stagione invernale. Il sindaco Zanette annuncia che sono in corso attività per aumentare la ricettività dei turisti. Sindaco Zanette, come archiviamo la stagione turistica invernale? Una bellissima stagione, direi, importante perché dopo il blocco dell'anno scorso abbiamo ripreso alla grande. È stata una stagione che ha visto Tarvisio protagonista anche dell'organizzazione di grandi eventi, dal Crazy Bob al Gran Premio Giovanissimi. Tantissimi sciatori che hanno potuto riscoprire le nostre bellezze, i nostri impianti, il nostro demanio sciabile, quindi la soddisfazione anche di albergatori e ristoratori e dei locali pubblici che hanno ripreso a lavorare dopo un periodo difficile. Senta, dal punto di vista ricettivo si può migliorare? Noi abbiamo un'offerta ricettiva che ancora ha bisogno di essere potenziata, abbiamo circa 800.000 posti che però abbiamo la necessità che devono aumentare. Su questo stiamo lavorando anche come amministrazione comunale per pianificare delle zone e soprattutto attrarre imprenditori che possano aumentare e dare un maggiore numero di posti letto, perché una stazione sciistica come la nostra ha bisogno di numeri importanti anche per l'indotto che crea all'interno della nostra località. Sono iniziati i lavori di preparazione per il dragaggio del canale del porto di Marano Lagunare, un'opera grazie alla quale il fondale sarà abbassato di 2,5 metri. Soddisfatto il sindaco Popesso, più sicurezza per le imbarcazioni da diporto e da pesca. Sindaco, con lei dobbiamo parlare di dragaggi che sono già iniziati e coinvolgono quest'area. Sì, finalmente dopo 7 anni ricominciano i lavori di dragaggio del porto di Marano, uno stop veramente di 7 anni, un tempo lunghissimo per il nostro ambiente, per il nostro ambito portuale, uno stop dettato da una differente interpretazione di una norma da parte di 2 organi dello Stato, qualcosa veramente di paradossale. Si riprende, guardiamo avanti, i lavori sono già cominciati con la creazione dell'area di refluimento e tra la fine di aprile e l'inizio di maggio vedremo questa draga finalmente in porto a portare il livello del canale a meno 2,5 metri, finalmente per poter dare ai pescatori, ai diportisti, alle aziende della cantieristica nautica finalmente uno spiraglio in questi anni difficili per questi settori. Verranno dragati circa 38.000 metri cubi, un lavoro che porterà a una sedimentazione di un paio d'anni di questo materiale finalmente per creare una continuazione di un'isola. L'investimento? Qua si parla di tutto contributo ovviamente regionale, i lavori sono fatti dalla regione Friuli Venezia Giulia, circa 750.000 euro gestiti appunto dall'assessorato all'ambiente che ovviamente andiamo a ringraziare come tutta la regione Friuli Venezia Giulia per questo lavoro che finalmente viene iniziato, come dicevo, dopo 7 anni. La quinta commissione del Consiglio regionale ha approvato la programmazione regionale del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2021 al 2027. Alla nostra regione sono stati messi a disposizione 373 milioni di euro.
373 milioni di euro, 100 più del periodo precedente, ripartiti in occupazione, istruzione e formazione, inclusione sociale, giovani e assistenza tecnica. È stato approvato dalla quinta commissione del Consiglio regionale l'adozione preliminare della delibera 468 in merito alla programmazione regionale del Fondo Sociale Europeo Plus per gli anni 2021-2027. I 373 milioni di euro arrivano dall'Unione Europea, a cui si sono aggiunti quote di risorse parte nazionale e fondi derivanti dall'impegno dell'amministrazione regionale, ha spiegato l'assessore regionale Alessia Rosolen. Un percorso iniziato nel 2019, a cui sono susseguiti tutta una serie di incontri, verifiche e confronti all'interno dei quali abbiamo cercato di costruire una strategia regionale. Un programma che si concentra su sfide che, per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo, conclude Rosolen, transitano in campo economico, ma vanno a inglobare temi come disuguaglianza sociale, transizione ecologica, trasformazione digitale, calo demografico, mismatch tra domanda e offerta di lavoro, formazione di nuovi mestieri e competenze. Nello specifico, la fetta più grande dei fondi sarà destinata all'istruzione, con più di un terzo della somma totale, pari a 143 milioni di euro. Ancora irremovibili le dimissioni da sindaco di Hermes Petris a Sauris. Gli incontri tra stasera e domani con la comunità di montagna della Carnia potrebbero però essere decisivi per un suo ripensamento. Hermes Petris non cambia idea almeno per il momento e le sue dimissioni da sindaco di Sauris sono irremovibili. Gli uffici senza personale, senza ragioniere e soprattutto il vice segretario, figura chiave per un'amministrazione comunale senza il quale non si può nemmeno tenere un consiglio. Una situazione sostenibile per Petris, che ha detto basta e ha rassegnato le dimissioni. La comunità di montagna della Carnia si sta attivando per trovare una soluzione. Sono in programma tra oggi e domani degli incontri con Petris, che si dice pronto a ritirare le dimissioni se l'emergenza dovesse rientrare. Se non fosse così, il comune sarà retto dal vice sindaco Alessandro Colle e solo nel caso di scioglimento del consiglio comunale si andrà al commissariamento. Sauris inoltre è fuori tempo massimo per entrare a far parte dei comuni alle elezioni amministrative del 12 giugno. L'ufficio elettorale della regione ha già provveduto alla firma per indire i comizi elettorali dei 33 comuni al voto e nemmeno le dimissioni immediate dell'intero consiglio comunale porterebbero alle tempistiche per andare a eleggere una nuova giunta nel 2022 e in questo caso si andrebbe incontro ad un anno di commissariamento straordinario. Le telecamere di Telefriuli spiano lo stato di avanzamento dei lavori di Piazza Marconi, che sarà fruibile anche dalla Biblioteca Civica Ioppi a Udine. Sopralluogo dell'amministrazione comunale al cantiere di Piazza Marconi a Udine. Il progetto prevede la sistemazione del manto stradale a livello dei marciapiedi per evidenziare che si tratta di una piazza vera e propria che può essere anche a servizio della biblioteca come spazio esterno per organizzare manifestazioni ed eventi. I lavori senz'altro finiranno presto, è un'opera importante perché stiamo completando quella che è l'area che termina di Viale Mercato Vecchio. Stanno rinnovando in pratica tutte quelle che sono i servizi, dall'acquedotto alla fognatura, i tubi dell'energia elettrica, insomma le cose stanno procedendo secondo il piano dei lavori, quindi io penso che per agosto saranno finite. Questo è il primo lotto che comprende proprio la piazza, diciamo il collegamento con via Mercato Vecchio. Poi il secondo lotto invece sarà il collegamento tra via Paolo Sarpi e Vicolo Sottomonte, proprio attraversando, lasciando per poter poi percorrere il tratto che collega appunto le due vie. Abbiamo fatto delle predisposizioni in più per poter eventualmente non dover poi intervenire a demolire, diciamo, le parti che adesso stiamo costruendo, e quindi abbiamo previsto delle canalette in più per poter passare con i futuri servizi anche legati alle innovazioni. Passiamo a una notizia di cronaca. L'adulto le ha chiesto di buttare i rifiuti nel cestino, la ragazza lo ha picchiato e minacciato. La reazione le è costata 7 mesi di carcere. Questa è la pena inflitta questa mattina dal giudice Daniele Faleschini Barnaba, una rumena di 21 anni residente a San Vito al Tagliamento. I fatti risalgono al 16 gennaio 2020, quando un negoziante di Tolmezzo di 64 anni ha redarguito un gruppo di ragazzi per aver gettato a terra alcuni rifiuti fuori dal suo esercizio commerciale. La condannata era agito graffiandogli il volto, strappandogli la camicia e prendendola a calci sulle gambe e sul torace. Non contenta, lo ha minacciato dicendogli: ti brucio il negozio, te la faccio pagare. La pena è stata sospesa con il beneficio della sospensione condizionale.
Il 20 maggio sarà la giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli alpini. A proporlo è stata la 5ª commissione del Consiglio regionale. Fondi per lo studio della storia degli alpini e l'istituzione in loro nome di una giornata dedicata. È incentrata sulla valorizzazione della cultura e della storia degli alpini la proposta è firmata dai consiglieri liamiani Antonio Calligaris, che individua nel 20 maggio la giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli alpini. Il 20 maggio del 1976, infatti, il presidente dell'ANA Franco Bertagnolli e le sezioni del Friuli Venezia Giulia hanno tenuto la prima riunione operativa per la creazione degli 11 cantieri di lavoro che operarono per la ricostruzione del Friuli terremotato. Miani e Calligaris hanno chiesto alla Regione di stanziare 130.000 euro per incentivare lo studio della cultura letteraria, storica e musicale legata al corpo degli alpini, con, specificano i consiglieri, la promozione di viaggi di istruzione in luoghi interessati da eventi culturali legati alle penne nere, l'organizzazione di seminari informativi e l'istituzione di borse di studio e premi per gli studenti. A Udine il 1° giugno tornerà il circo. Gli artisti di Armando Orfei per 20 giorni stazioneranno nel parcheggio dello stadio. Assessore, il circo torna a Udine. Sì, dal 1° giugno al 20 giugno nel parcheggio dello Stadio Friuli ci sarà lo spettacolo circense di Armando Orfei, quindi una grande occasione per tante famiglie, per tanti bambini di intrattenimento e di divertimento in assoluta sicurezza, perché abbiamo chiesto naturalmente tutta l'osservanza delle prescrizioni Covid, ma soprattutto con grande attenzione anche al tema della tutela degli animali, perché abbiamo chiesto che non ci siano esibizioni con animali e quindi un modo per stare bene assieme alla propria famiglia, divertendosi con i clown e con uno spettacolo ludico di cui abbiamo tutti bisogno dopo i momenti particolari che stiamo vivendo legati a pandemie, a guerre, quindi uno spettacolo circense di intrattenimento e ludico penso che sia una grande occasione di diversione. L'amministrazione comunale di Verzegnis, per aumentare l'offerta turistica, punta alla digitalizzazione delle mappe e dei sentieri di alta montagna di Fondovalle. Sono con il sindaco di Verzegnis, Andrea Paschini. Voi avete un progetto di valorizzazione dei percorsi che guardano a questo lago, il lago di Verzegnis? Sì, è un progetto che nasce con la nostra amministrazione comunale, un progetto che riguarda sia la sentieristica di Fondovalle che la sentieristica di Quota. Quella di Fondovalle riguarda anche il territorio contermine al nostro lago, al nostro bacino artificiale, no? È un progetto che adesso la Regione ci ha finanziato, riusciremo anche a digitalizzarlo, quindi oltre alle mappe che abbiamo stampato, che sono a disposizione in tutti i locali, faremo anche appunto la digitalizzazione, quindi uno con lo smartphone si scarica tranquillamente tutti i percorsi e viene guidato dal GPS per percorrere questi sentieri. Lorena Paschini, assessore al turismo, questo è un bel biglietto da visita. Un grossissimo biglietto da visita per noi di Verzegnis, avere questa bellezza vicino a casa, vicino a Tolmezzo, che è il comune più grande, e porta tante persone a visitarlo. Tra poco le notizie sportive in Sport FVG, ma in primo piano l'Udinese. Alla vigilia della sfida contro la Salernitana, con mister Cioffi che ha diversi dubbi di formazione, sono in 4 per una maglia a fianco di Deulofeu. Quindi tra poco le notizie sportive, noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona serata su Telefriuli, arrivederci.